Assessore Pizzimenti, con questo servizio si tolgono 50 camion dalle nostre strade al giorno. Questo è importantissimo perché va nella direzione già fatta con le brame, col trasporto delle brame, cioè trasportare le brame con le ferrovie. Questo è un plauso che posso fare ai privati perché è un'operazione tutta privata. Io sono venuto qui a vedere fisicamente cosa vuol dire spostare un'ingente massa di legno come in questo caso e portarlo quasi tutto su ferrovia. Mi pare che sia un momento importante per far capire che nella strada meno camion ci sono, meglio è. Qual è il volume di materiale che viene spostato dal trasporto su gomma a quello su rotaia? Circa il 50% di ciascuna nave, che può cubare intorno alle 11.000 tonnellate per nave. Qual è il tempo di scaricamento? Il tempo di scaricamento noi riusciamo a portare in azienda un treno ogni sera, durante la notte lo scarichiamo, il treno riparte vuoto la mattina dopo, viene ricaricato e pronto per la sera successiva. Quante navi arrivano al mese? Allora, questa è la seconda nave di quest'anno, però oltre a questa entro la fine dell'anno ne arriveranno altre 4 che la Fantoni ha acquistato in joint venture con la Bipan di Bicinico.